Martedì 14 maggio, San Mattia Apostolo. È il 135esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 231 al termine. Il sole sorge alle 5:41, tramonta alle 20:34. La luna si leva alle 11:08, tramonta alle 2:01. Battaglia di Agnadello. L'Europa intera è schierata nella Lega di Cambrai contro Venezia. Il Senato ha preparato un esercito di 30.000 uomini e 6.000 cavalli, al comando di Bartolomeo d'Alviano e del conte Niccolò Orsini di Pitigliano. Il re di Francia apre per primo le ostilità, ma il Pitigliano lo sfugge. Il d'Alviano invece attacca decisamente. La battaglia è incerta fino all'ultimo, ma alla fine prevalgono i francesi. Nonostante la sconfitta subita, la fama del condottiero delle milizie venete è tale che re Luigi XII, nel timore di trovarselo ancora di fronte, lo terrà prigioniero per 4 anni. Le previsioni per domani: tempo perturbato, specie nella seconda parte della giornata, con cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: fino al primo mattino precipitazioni generalmente assenti su gran parte del territorio centro-orientale, mentre ad ovest saranno già probabili fenomeni sparsi. Nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno a divenire diffuse, a partire da ovest, con frequenti rovesci o temporali. Saranno probabili precipitazioni consistenti tra Prealpi e pianura centro-settentrionale. Temperature: minime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane, massime in ulteriore diminuzione, con valori che si porteranno sotto la media del periodo.